Il Veneto, insieme alla Lombardia e l'Emilia-Romagna, è tra le regioni del nord Italia con il maggior numero di aziende connesse con la criminalità organizzata. La cronaca lo conferma con le ultime operazioni che hanno portato a sgominare una fitta rete di estorsione ed evasione fiscale che ha coinvolto imprese locali e malavita calabrese. Infiltrazioni che non possono più essere considerate episodi sporadici. C'è un radicamento delle organizzazioni criminali sul territorio da poter dire che esiste una criminalità diciamo veneta di stampo mafioso. Questo l'allarme lanciato durante un convegno che ha riunito all'Università di Padova prefetti, magistrati e istituzioni locali. Tutti gli attori in gioco devono fare la propria parte, non basta firmare protocolli e lasciare che rimangano semplici pezzi di carta. La prevenzione e la lotta alle organizzazioni mafiose che vogliono arricchirsi spremendo le imprese sane venete deve basarsi su azioni concrete e le prime sentinelle che devono arginare questo fenomeno sono gli imprenditori. Quello che personalmente anche oggi ho tentato di sostenere è che perché questa battaglia si vinca non bastano solo la magistratura e le forze di polizia, ma deve crescere nella società civile una coscienza e la capacità di respingere queste offerte. Gli imprenditori, come tutte le categorie diciamo, imprenditoriali, professionali e commerciali di questo territorio, devono fare la loro parte, perché è ovvio che queste persone che si avvicinano ad imprenditori in difficoltà si avvicinano con delle offerte che sono di risorse economiche o di servizi di evasione fiscale facili, e quindi bisogna avere la capacità primo di non accettarli e secondo di denunziarli.